Andiamo invece a parlare di politica, andiamo a parlare di queste nuove architetture istituzionali che sono poi anche il tema che appunto discuteremo con i nostri ospiti. C'è un intervento da parte di Luca Zaia, governatore, il quale dice: se venissero nel mio comune a raccogliere le sottoscrizioni per la richiesta di passare in Friuli Venezia Giulia, io firmerei. Quindi Zaia, presidente del Veneto, dice: se da cittadino mi chiedessero se voglio passare come comune in Friuli Venezia Giulia, lo farei, perché dice: questa non è una secessione, riferendosi a Cinto, Caomaggiore, ma anche ad altri comuni che appunto sono in pista per andarsene dal Veneto. Questa non è, dice, una secessione contro Venezia. Noi vivevamo questi fenomeni 10-20 anni fa. Oggi invece la secessione non è contro Venezia, è contro Roma. Il comune che chiede di andare in Friuli lo fa perché vede che al di là dello steccato si vive meglio, in quanto c'è una dose di autonomia e federalismo diversa rispetto al Veneto. Per il governatore Zaia, quindi, il movimento della fuga di questi comuni, questo movimento secessionista, è la dichiarata prova che Roma ha fallito. Io dico che bisogna andare avanti perché non si possono togliere le castagne dal fuoco a Roma negando il riconoscimento di queste firme. Le firme sono quelle appunto dei cittadini che chiedono di passare in altre regioni. Il sindaco Camillo Paludetto, sindaco di Torre di Mosto, presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, si batte per tenere aperta invece la provincia, e questa è un'altra sfida decisamente difficile da portare avanti. Allora, vediamo qualche altro. Lei ha sottolineato, si è portato qui vari materiali, ha sottolineato qualche problema che sorgerebbe anche a livello di servizi, di utilities, per quanto riguarda la nascita della città metropolitana. Sì, intanto buonasera a tutti i telespettatori. Io non mi batto per tenere aperta la provincia. Se a livello nazionale hanno deciso che le province vanno chiuse, va chiuso tutto, cioè le province devono essere chiuse totalmente. Non ci deve essere un altro ente intermedio chiamato città metropolitana che va ad assorbire adesso per i telespettatori leggo le funzioni: pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale e di ambito metropolitano, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Io dico che per avere queste funzioni intanto bisogna essere eletti dal popolo, sia il sindaco metropolitano e sia i componenti della giunta metropolitana. Io credo che questo dovrebbe essere un segno di democrazia. Sciogliere la provincia, ma non per salvarla, sciogliere la provincia con un decreto, io credo sia quasi un colpo di Stato, perché la provincia, la scadenza naturale sarebbe stata ad aprile 2014. Scioglierla prima vuol dire che per decreto io potrei sciogliere Camera e Senato per decreto. Questo è il problema della democrazia, l'abbiamo già capito, ma a livello poi invece di a livello di realtà, allora, noi diamo in mano a 11 persone non elette reti di gas, reti di energia, i trasporti, la viabilità, diamo anche i servizi ASVO, Alisea, tutto quanto andrebbe a fondersi. Per scontato, non è possibile che... No, questo dice il decreto per il momento. Io faccio appello ai miei colleghi sindaci di PD e PDL perché troviamo una soluzione, altrimenti quello che dice Zaia per delibera molti comuni lo faranno verso la provincia di Treviso, che almeno mantiene le autonomie ai comuni. Qua le autonomie nella città metropolitana verrebbero svuotate e tutti dovrebbero dipendere dal municipio di Mestre o di Venezia. Quindi Torre di Mosto non andrebbe in Friuli, ma andrebbe con Treviso magari? No, perché non andrebbe in Friuli semplicemente perché sul decreto non è possibile cambiare regione, ma credo che se fosse stato possibile tutti i comuni della cintura, da Portogruaro, Cinto, Teglio, Fossalta di Portogruaro, tutti avrebbero scelto il Friuli Venezia Giulia, ma per una mera questione non di identità ma di opportunità, cioè la regione a statuto speciale, e di questo mi dispiace, ancora una volta la Camera e il Senato non è stato discusso. Sono rimaste le province a statuto speciale e le regioni a statuto speciale.
Bene, io ringrazio